La poesia di Antonio Marras per avvolgere le creature magiche del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare con la regia di Luca Ronconi. Inconfondibili le tessiture di Missoni per gli abiti della Lucia di Lammermoor nell'allestimento scaligero del 1983. Abbandona il colore Roberto Cappucci per le vestali di Norma e lo riprende per gli abiti da concerto delle grandi della lirica. Sogno americano per Valentino che si immerge nelle atmosfere degli anni '20 declinate in bianco e nero. E poi ancora Romeo Gilli, Versace e Coveri. E a concludere la sezione con costumi e gioielli di scena per un omaggio alla Callas e a Pasolini con i mantelli dell'Edipo Re. 100 costumi di scena dai Musei Mazzucchelli di Brescia a Villa Manin di Passariano nella mostra Il Teatro alla Moda, aperta da sabato 21 luglio fino al 4 novembre. Il meglio del Made in Italy, la moda in una cornice, quella di Villa Manin, che ben si adatta a questo tipo d'arte. Elio De Anna, assessore regionale alla cultura, sintetizza così l'iniziativa che dice: abbiamo fortemente sostenuto perché la moda rappresenta una delle eccellenze del nostro paese, biglietto da visita nel mondo. Artisti che creano pezzi unici per artisti, prototipi che diventano poi ispirazioni per le collezioni dell'alta moda. Abiti di scena, dice il commissario per Villa Manin Enzo Cainero, che trovano in queste stanze una loro collocazione naturale perché al pari della pittura queste creazioni sono veri e propri gioielli d'arte capaci di stupire e di richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Chiusa il lunedì, la mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.